Devo dire che è un vero piacere anche salutare il nostro terzo amico, perché è davvero un amico di Radio Padova. Sto parlando di Gianluca Bisol, che è già con noi al telefono. Buon pomeriggio Gianluca. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Padova. Ho fatto bene a dire amico di Radio Padova? Sì, è sempre sintonizzato. In ogni apparecchio radio, dalla casa all'auto, io sono sempre sintonizzato su Radio Padova, quindi non vi perdo un secondo. Allora, Gianluca Bisol, lo diciamo per i nostri ascoltatori che magari non ti hanno mai sentito in diretta o non ti conoscono. È un grande produttore di vino, stiamo parlando di eccellenza tra l'altro, ma è soprattutto qui con noi oggi perché è il presidente del Master Club Ca' Foscari per la cultura del cibo e del vino dell'Università di Venezia. Dunque, tutto questo titolo altisonante, Gianluca, a che cosa corrisponde? Corrisponde a un impegno e una convinzione. L'impegno è quello del sostenere sia economicamente ma anche da un punto di vista soprattutto di strategie e di mission questo importante master universitario che si tiene a Valdobbiadene e che dà l'opportunità agli studenti di entrare in un settore così interessante, così dinamico e così anche ottimistico per il futuro, che è proprio rappresentato dal vino e dal cibo. Noi parliamo sempre del fatto che i giovani non hanno delle opportunità professionali, che insomma sono uno dei problemi principali in questo momento storico in Italia. Il master mi pare che invece sia nato proprio con l'obiettivo di dare una specializzazione professionale in un ambito che funziona molto bene, perché il settore enologico e agroalimentare italiano sono in questo momento forse l'unico settore che ancora esporta e che funziona. Assolutamente sì, e addirittura se ci pensiamo è anche un settore che è blindato, nel senso che difficilmente puoi trasferire la produzione di un cibo o di un vino in un altro paese del mondo solo perché costa meno produrlo di lì. In questo caso è blindato e quindi protetto, anche di generazione in generazione si può portare avanti questi posti di lavoro legati all'enogastronomia e gli studenti che escono da questo master hanno tutti trovato lavoro. Io stesso nella nostra azienda posso dire che il 20% delle persone che si occupano della parte commerciale si sono proprio formate da questo master e questa percentuale crescerà in futuro. Mettiamo che ci siano dei giovani interessati ad iscriversi a questo master che inizierà tra l'altro proprio giovedì 31 gennaio, quindi tra pochi giorni. Che cosa bisogna fare? Innanzitutto visitare il sito www.mastercibovino.it e poi attraverso le informazioni che si trovano andare a compilare anche la richiesta di maggiori informazioni o prescrizione addirittura, e questo entro il 21 gennaio perché la scadenza per l'iscrizione è il 21 gennaio. Ci sono ancora pochi posti disponibili, però davvero vale la pena di approfondire questo tema perché, come hai detto bene, nell'economia l'enogastronomia ha sicuramente una grande prospettiva. Certo Gianluca, che tu sei bravissimo, sei diventato bravissimo, hai il dono della sintesi, spieghi veramente, come dire, con poche parole dei concetti molto interessanti. Ma lo imparo ascoltando Radio Padova. Ah, che furbo! Va bene Gianluca, sei stato veramente molto gentile. Io ricorderei quindi agli amici all'ascolto di Radio Padova che fossero interessati a partecipare a questo master, che davvero è una grande prospettiva per il futuro, a dare un'occhiatina al sito internet dove trovate tutte le informazioni. È mastercibovino tutto attaccato.it. E a Gianluca Bisol non posso che augurare un grande 2013. Gianluca, grazie, che ci siano molti momenti per brindare. Assolutamente sì, d'accordo. Grazie, ciao, buon pomeriggio. Altrettanto, a presto.